Allora, rieccoci insieme. Salute al femminile. Lei ha fatto un po' il discorso introduttivo, ma in realtà è importantissimo perché sotto certi profili viene anche trascurata. Le donne sono molto attente alla propria salute, per carità, anche a volte più degli uomini, però si sottovalutano certi aspetti. Voi avete puntato l'attenzione su alcune patologie di genere che sono da non sottovalutare assolutamente. Quali sono i punti fondamentali? Poi vediamo anche di addentrarci nel merito. Sì, io farei però una premessa. Sì, sì. Cosa è uscito che è straordinario comunque da questo convegno? È uscita una cosa che si sapeva ma non in modo così approfondito, che non è vero che la donna è più attenta rispetto all'uomo. Tant'è che, e avevo citato io nel mio intervento, nelle demenze per esempio, una patologia importante che colpisce sia l'uomo che la donna arriva ai servizi molto più tardi dell'uomo. Perché? Perché è la donna che segnala l'uomo nel momento in cui e lo porta ai servizi nel momento in cui ci sono studi proprio fatti da noi. Però quando viene colpita la demenza, però quando viene colpita lei e sono i figli che si accorgono, siccome di solito i figli sono sposati eccetera, ci impiegano molto più tempo, per cui la donna non ha la rete che ha l'uomo, l'uomo è aiutato dalla donna, la donna è senza rete. Certo, senza dubbio. Ecco. Non troppo un attimo, i direttori si dimenticano, se torniamo indietro col messaggio, ma assolutamente non è vero perché l'ha sottolineato prima dell'equipe, degli infermieri, dei medici che lavorano per creare centri d'eccellenza, ad avere posti letto, in più ci vuole personale. Quale formazione sta facendo per dare più valore al personale? Ecco, i direttori si dimenticano molto spesso di non dire sempre di nominare gli infermieri operatori che collaborano con i medici e forse si dimenticano anche chi collabora con i medici. Vediamo un po' l'ultima parte della domanda. Se andiamo avanti col messaggio, che così possiamo leggerlo tutto, dalla regia, ecco qua, per dare più valore a coloro che collaborano e si dimenticano anche, non lo so, adesso vediamo, il messaggio è lunghissimo, quindi vediamo se riusciamo a leggerlo tutto, andare avanti, vabbè, dopo appena riesce dalla regia a girarlo, girare un'altra parte, ma in realtà avete capito? Sì, noi lo diciamo sempre, difatti voglio dire, un ospedale e un ULSS è fatta, soprattutto in questo caso apriamo anche l'ospedale, noi diciamo sempre donna, perché noi abbiamo più donne che lavorano, nella sanità ormai il 70% sono donne, quindi voglio dire anche con una sensibilità particolare rispetto alla salute eccetera, ma sicuramente lo diciamo sempre, gli ospedali, il territorio, la salute si fa con gli operatori. Se si hanno operatori d'eccellenza, quindi professionisti intendo in generale, medici, infermieri eccetera, si riesce a fare una buona sanità, altrimenti non si riesce a farla, quindi il fattore umano è determinante. E corsi di aggiornamento? Noi facciamo corsi di aggiornamento continui, nel senso che, voglio dire, il nostro personale ha l'ECM perché sono obbligatori appunto i corsi, e continuiamo a dire, cerchiamo di usare due filoni. Il primo è quello della elevare la professionalità e quindi mandarli a fare corsi specifici per crescere dal punto di vista operativo. E l'altro è quello dell'umanizzazione, cioè della comunicazione. Cioè noi continuiamo a fare questo perché riteniamo che sia essenziale. Quindi è chiaro che il fattore umano, i nostri collaboratori sono l'essenza del fare sanità. Se non ci fossero loro saremmo qua a parlare di niente. Quindi per noi sono il valore, ecco, il primo valore insieme all'utente, perché dobbiamo sempre dimenticarci che l'utente, il cittadino, è colui, è il nostro azionista di maggioranza. Se c'è il cittadino che dice che andiamo bene, noi continuiamo a vivere. Se il cittadino dice che non funzioniamo, possiamo chiudere. Dobbiamo mai dimenticare che il cittadino è il nostro azionista di maggioranza e a lui dobbiamo tutto. E dopo è chiaro che i nostri collaboratori devono essere e sono sicuramente persone qualificate che danno un valore aggiunto al sistema. Con lei ha accennato delle demenze, mi collego un po' col direttore, è quindi molto importante che le persone che stanno vicino a chi è anziano, eccetera, che hanno da segnalare delle anomalie, appunto, una forma di demenza nella donna, che ha delle manifestazioni, capire anche quali tipo di sintomatologia può presentare, la segnalino, ma come, in che termini? Perché giustamente una persona che soffre di questo problema difficilmente se ne accorge, se non in un caso eclatante. Ma diciamo che i caregiver sono dei elementi fondamentali nell'assistenza di questi pazienti, ma anche di altri pazienti di altre patologie. Effettivamente da noi c'è anche un progetto, quello di insegnare, educare i familiari, chi accudisce i pazienti
nel come gestire il paziente stesso a domicilio. E questo è un impegno importante, nuovo rispetto ai compiti che erano assegnati prima ai nostri operatori. E a proposito dei nostri operatori, anche in risposta a chi ha dato questo messaggio, non è tanto ben pensabile che si possano reclutare nuove risorse perché una delle lamentele, ma ci saranno nuove forze lavoro, no? In questo contesto è difficile, però noi auspichiamo che, visto che siamo assegnatari di una funzione sovraprovinciale, ci sia anche un finanziamento a funzione e chissà che magari la Regione allenti i cordoni della borsa a questo proposito. Però il riconoscimento della funzione del personale del comparto è assoluto, non si potrebbe fare niente senza il loro apporto. Certo, che Poi parlando di donne, ecco, diciamo che il 75% dei nostri operatori ormai sanità e donna è appunto rappresentante del genere femminile. È chiarissimo, quindi, infatti. Qui viene sottolineato anche gli stili di vita. Sì. È una cosa particolare, ma molto interessante. È importante che anche la sanità rilevi questo. È interessantissimo perché nel nostro territorio sono comparse negli studi che sono stati fatti dai nostri ottimi e brillanti operatori, sono comparse due cose importantissime. Allora, la prima per quanto riguarda la donna è che oggi, grazie agli screening e quindi la mammografia in particolare, il tumore al seno viene preso prima, quindi c'è meno mortalità. La mortalità fino a 2 anni fa era del 15-16%, oggi è del 13,5% per la donna, grazie a questo. Ma cos'è il dato eclatante? Il dato eclatante invece è che è aumentata la mortalità per la donna, soprattutto per il tumore al polmone, che è del 13,2%. Mai? Ed è legata al fatto che non esiste uno screening, stile di vita. La donna, per lo stress, la donna lavora a casa. Abbiamo fatto un conto, lo dicevo anche nel mio intervento, la donna lavora circa 11 ore al giorno. Di queste 11 ore al giorno, 6 sono dedicate al lavoro, diciamo lavoro retribuito. Il resto delle ore, le altre 5 ore, sono dedicate alla famiglia e al lavoro domestico. L'uomo lavora 7 ore, di queste 7, 5 qualcosa, 5 e mezzo sono legate al lavoro, 6 al lavoro e 30 minuti, 40 minuti al lavoro a casa. Quindi la donna si deve far carico del lavoro a casa più del lavoro dov'è, quindi doppio stress perché deve sistemare i figli, cioè voglio dire, quindi la donna oggi è molto più stressata dell'uomo e di conseguenza quindi l'abitudine al fumo è aumentata, quindi lo stile di vita, tanto che oggi abbiamo quasi più donne che fumano che gli uomini. Quindi il fumo è uno dei fattori più importanti per il tumore al polmone, purtroppo, e per le malattie che riguardano l'apparato respiratorio, bronchite cronica ostruttiva, asma, eccetera, eccetera. Questo è il primo dato importante. Il secondo dato importante invece per l'uomo è che sostanzialmente rimane sempre il tumore al polmone come il primo tumore, seguito, quindi la intendiamo come morte, seguito subito dopo dal tumore al colon, che comunque è decisamente ridotto anche nel nostro territorio. Perché? Perché anche in questo caso qua gli screening, quindi lo screening del sangue occulto nelle feci, ha ridotto sostanzialmente questa morte, ecco, questa patologia, cioè la morte che voglio dire legata ai tumori al colon. Quello che invece sono aumentati, purtroppo e riguardano sempre gli stili di vita, sono le patologie cardiovascolari, perché la gente fa poco moto, perché la gente ovviamente, non guardi me, mangia, quindi ovviamente in sovrappeso. Non è sovrappeso, sì, il tasso, se no terrorizza tutti. Il tasso di obesità è aumentato, abbiamo bambini purtroppo obesi, quindi bisogna lavorare molto sul territorio con la pediatria per creare stili di vita che ovviamente garantiscano poi il futuro alle nostre generazioni. Da questo punto di vista l'USL fa anche dei corsi di stimolo in questo senso, di informazione per la popolazione, per renderla più attiva o come ci hanno chiesto degli anziani per il movimento, qualcosa che possa supportarli. È ipotizzabile anche in un futuro, visto che tra l'altro curate le patologie, ortopedia, centro ortopedico, quindi magari far prevenzione portandoli a far movimento. Beh, questo è un campo di interesse per quanto riguarda l'educazione alla salute, compito che prevalentemente dovrebbe essere offerto dai medici medicinali, i quali hanno un contatto diretto con l'utenza.
e che conosco bene nelle loro condizioni anche sociali, culturali e comportamentali. E però noi abbiamo anche delle iniziative di sensibilizzazione della popolazione per le iniziative che saranno di contrasto per appunto queste patologie. Quando il direttore generale diceva della patologia cardiovascolare, questa colpisce per esempio di più il genere femminile nelle ultra-ottoagenarie piuttosto che i maschi. Volevo fare un piccolo inciso. Io quando venni informato che c'era questa volontà di trattare questo argomento in questa conferenza dei servizi, mi sono un po' meravigliato, perché davo per scontato che differenze di genere fossero quelle scontate dovute alla biologia, dovute alla differenza anatomica e fisiologica tra uomo e donna. Poi dopo, veramente più ci pensavo, e sono stato confermato poi dopo nei lavori che sono stati portati avanti in quella giornata, l'argomento è diventato veramente di attualità, perché sono venute fuori delle cose interessantissime, anche sconosciute da parte di tanti operatori, tra cui alcune parti anche per il sottoscritto. E poi dopo è stata quell'occasione anche per mettere a fuoco un po' tutte le iniziative che abbiamo messo in campo a favore per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della salute della donna. Un'altra cosa che mi preme a dire, perché sennò ci dimenticavamo, noi siamo assegnatari del terzo bollino rosa da parte dell'Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna, che è il massimo del riconoscimento per i servizi erogati a favore delle donne, nel senso che c'è un comitato di tecnici a livello romano dove hanno preso in esame in questi ultimi 3 anni credo 225 ospedali, e a seconda dei servizi che vengono erogati a favore delle donne in termini di prevenzione, cura e riabilitazione sono assegnati questi bollini. Noi quest'anno siamo arrivati ad ottenere il terzo bollino insieme ai migliori ospedali riconosciuti per questo versante. Diciamo che se il 60% ha acquisito un bollino e il 110% ha ottenuto i 2 bollini, c'è un alto 50%, noi siamo tra questi 50% che abbiamo avuto anche questo riconoscimento, che è di soddisfazione per tutti gli operatori, e soprattutto per le donne, perché sanno che hanno dei punti di riferimento di qualità, servizi di eccellenza che vengono erogati a loro favore. No, e tra l'altro, parentesi, il discorso di genere è importantissimo, perché pensiamo solo alla farmacologia. L'aspirina, per banalizzare, per non fare anziché altro un altro farmaco, hanno quel dosaggio lì. Per donne e uomini non è che esiste una pastiglia più piccola, in realtà magari le donne hanno un fisico, un metabolismo diverso. Certo. Tra donna e donna c'è una differenza, per cui effettivamente bisogna stare anche attenti a queste componenti nella somministrazione farmacologica in presenza di patologie di un certo tipo. È vero, non sono mai stati fatti studi sulle donne, studi sperimentali, però credo che ci sia un motivo anche fisiologico rispetto a questo, è legato sostanzialmente a 2 cose. Allora, la prima, siccome gli studi sperimentali vanno fatti su campioni di donne, tra virgolette, fertili, il rischio qual è? Il rischio teratogeno, cioè se noi facciamo una sperimentazione di farmaci su donne in età di gravidanza, è chiaro, cioè di fertilità, è chiaro che il rischio teratogeno esiste su un farmaco che non si conosce, cioè il rischio che ci siano delle malformazioni del feto. Ecco perché spesso e volentieri si è evitato. La seconda cosa è ovviamente la menopausa, cioè la donna cambia sostanzialmente, completamente il suo status ormonale. Quindi arrivare a fare, dare a livello sperimentale in menopausa cambia il mondo rispetto alla fase della fertilità. Oggi credo che anche la medicina si stia orientando per la seconda fase di vita, perché la donna ha dimostrato che, a parte i classici disturbi che ha legati appunto al ciclo mestruale e altre cose, rispetto all'uomo si lamenta meno, sta meno male, ecco. E allora sopporta magari di più, sopporta anche di più, certamente, per cui credo che i nuovi studi che faranno li faranno sulla donna post menopausa, che va benissimo, perché una delle patologie che più colpisce la donna più dell'uomo in un rapporto 7-1, per esempio l'artrite reumatoide, sulla quale sono stati fatti i lavori sull'uomo, e chi dovrebbe beneficiare più di questi lavori è la donna. Ecco, ci sono queste incongruenze, però voglio dire, decisamente c'era un perché, ecco, diciamo, chi ha sperimentato ha evitato di farlo sulla donna. Questo è importantissimo. Un'altra delle patologie molto frequenti riguarda, però forse è trascurata, il funzionamento della tiroide, dell'apparato tiroideo. Sì, un'affermazione che è stata data in quella giornata che mi ha colpito è stata quella
di dire che l'uguaglianza è il rispetto delle specificità. Anche in medicina questo vale, e vale soprattutto per le donne, laddove appunto c'è una specificità di genere. Si è parlato adesso della farmacologia. È vero, un farmaco nel genere femminile agisce in maniera un po' diversa che nell'uomo. E purtroppo è vero, ed è stata una novità che è venuta fuori nel convegno, tutta la sperimentazione, o gran parte della sperimentazione, che aveva le sue ragioni, è stata fatta e viene fatta soprattutto nel maschio. Poi dopo magari nell'applicazione il farmaco si comporta in maniera diversa per la sua metabolizzazione nel genere femminile piuttosto che nel genere. E bisogna tenere conto di queste specificità. Per quanto riguarda le patologie, insomma, alcune sono scontate, perché insomma, il tumore della mammella si anche colpisce questa patologia anche il maschio, ma in maniera veramente residuale, no? Come il maschio viene colpito per il tumore della prostata, non può avvenire nella donna. Però ci sono alcune patologie che incidono prevalentemente sul genere femminile piuttosto che in quello maschile. Per esempio, appunto, la patologia della tiroide, che è prevalente nella donna. Perfetto, io la interrompo un attimo perché l'argomento è importante, vorrei che ci fosse un po' di attenzione. Andiamo in pubblicità questi pochi secondi, così abbiamo più tempo dopo per parlarne e per capire di che cosa si tratta. Pubblicità.